5 Stelle Sardegna. Die pro Die. Ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati questa nuova puntata di Die pro Die. Quest'oggi ci siamo trasferiti nel centro della Sardegna, siamo esattamente a Desulo e siamo in compagnia di Sabina Fais, che è l'assessore alla cultura e allo spettacolo di questo bellissimo paese, che quest'oggi propone una grande giornata, la Notte Bianca, tanti artisti che si esibiscono, tanto movimento, tanto turismo. Abbiamo visto che la giornata ha funzionato, è la prima iniziativa a Desulo da questo punto di vista come Notte Bianca. Si è voluto provare, forse un po' in ritardo, vedendo un po' il clima, perché in un paese di montagna sarebbe stato più indicato in qualche settimana prima, però è andata benissimo. Ho visto tanto movimento, stiamo per partire, ho visto che c'è tanta gente, noi siamo già in procinto tra l'altro di iniziare gli spettacoli, ma cosa significa per un paese come Desulo, che sta direi quasi nel centro della Sardegna, proporsi con una Notte Bianca che regala alla gente tanto spettacolo, non solo tradizioni, non solo cultura, ma anche altro? Allora, mostrare che anche un paese piccolo, inserito all'interno, al centro della Sardegna, quindi un paese un po' anche isolato, non è isolato dal mondo, perché non ha solo le proprie tradizioni culturali che anche oggi sono state rispecchiate e poi riscoperte, ma anche il nuovo, il moderno, con i piano bar, con i vari karaoke, con spettacoli per bambini, dove una giornata come oggi noi abbiamo rappresentato un po' tutto, l'antico e il moderno. Quindi tradizioni, cultura, spettacolo che si uniscono in occasione di una Notte Bianca che per la prima volta viene proposta a Desulo. Sì, per la prima volta a Desulo e speriamo che di queste volte se ne ripetano tante, prendendo esempio proprio da oggi. Speriamo che la popolazione, tutti coloro che parteciperanno a questa serata apprezzino l'insieme, il tutto. L'impegno è stato grandissimo da parte di tutti coloro che hanno partecipato, commercianti, enti e tutte le forze, le associazioni, soprattutto le associazioni culturali del paese. Vorrei solo dire che Notti Bianche sì è un momento di spettacolo, ma anche un momento di unione, di socializzare, di attrazione verso il nostro paese, non solo quindi dei desulesi che stanno fuori, ma anche di altri che vengono a scoprire il fatto che il paese non è un paese isolato, non è un paese privo di iniziative, non è un paese anzi direi forse proiettato in un prossimo futuro in un grande meccanismo che è quello del turismo del centro della Sardegna. Del centro della Sardegna, quello che ci auguriamo che vada sempre più sviluppando è quello che noi vogliamo che succeda non solo nel periodo estivo ma anche d'inverno. Infatti noi proponiamo anche delle iniziative d'inverno come la nostra Montagna Produce legata al premio letterario Montanaro, dove rispecchiamo le nostre tradizioni sia culturali, le nostre tradizioni gastronomiche e in più anche lo spettacolo per tutti. Certe notti la macchina è calda e dove ti portano decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. E noi siamo in compagnia di Luca, questi artisti che nella strada poi propongono veramente tantissimi spettacoli. Ma che significa per voi stare insieme a questi ragazzi e farli divertire? Bellissimo, perché innanzitutto per i bambini, che sono meravigliosi, come reagiscono quando vedono saltare su degli oggetti. E poi stiamo scoprendo con esperienza che anche gli adulti che non vedono mai certe cose si stanno cominciando a divertire. Infatti siamo arrivati fino a Desulo, insomma non è poco. In occasione poi di questa Notte Bianca a Desulo, abbiamo detto tante volte, anche noi siamo qui ospiti di questo bellissimo paese, ma quanta preparazione ci vuole poi per presentarsi con questi spettacoli? Ho sentito i tuoi colleghi dire non giochiamo col fuoco, voi invece ci giocate spessissimo col fuoco. Sì, il fuoco è
è una cosa molto spettacolare da mostrare. Poi la difficoltà non è poi per noi così diverso dalle clave o dalle palline. L'allenamento ci vuole, come tutte le cose, non è che ti improvvisi, insomma. Solo che in questo tipo di lavoro la passione è la gioia di fare queste cose, di lanciare gli oggetti in aria o comunque di far ridere un bambino, ti porta a migliorarti costantemente, non hai mai tempo per dire se sei arrivato. Capito? Ho visto alcuni di voi che sono di Guspini, tu di dove sei? Io di Cagliari. Sei di Cagliari, ho visto anche che arrivano dalla Germania, alcuni. Sì, perché poi alla fine si gira, c'è chi arriva qui, Misha per esempio l'abbiamo adottato in Sardegna, Javi che è questo amico che poi è il collega di questo Mirko di Guspini, lo stesso stiamo tentando di adottarlo. È quello grosso, quello che tira su. Sì, un porter e niente, poi anche noi abbiamo una nostra collega che sta studiando a Stoccolma, alla scuola di Stoccolma e altri vari colleghi che comunque hanno studiato fuori varie altre cose perché poi ti spinge la ricerca a migliorarti, insomma, con le scuole di circo che ancora in Sardegna purtroppo non ci sono. Una scuola che è sempre in crescita, una scuola che è quella della strada, che però ti portano a fare tanto lavoro e tanta fatica per migliorarsi e inventare sempre cose nuove. Sì. Speriamo di riuscirci, insomma, non è semplicissimo inventare cose nuove. Buon lavoro. Grazie. Intanto siamo col gruppo di Ovoda, ciao, come va? Ciao, bene voi? Noi benissimo, un po' fresco quest'oggi, però siamo tutti quanti qui quest'oggi in occasione della Notte Bianca, abbiamo già detto, di Desulo. Sì, noi siamo il gruppo Sozio del Ballo Ovodessu Rocole di Ovoda, e siamo qui per partecipare a questa serata Cortes Apertas organizzata praticamente dal comune di Desulo. Siamo come un gruppo folk che si chiama Sozio del Ballo Rocole, esistiamo dal 1973, siamo un gruppo che ha praticamente più di 30 anni di vita e partecipiamo a questa manifestazione con un ballo ora su Ballutundu Ovodessu.